Ecco la pattuglia acrobatica nazionale pronta a passare in rassegna con il suo tricolore la flotta della Barcolana Boat Parade Special Edition e a donare questo tricolore alla nave scuola Vespucci per il suo ritorno in Italia. È proprio qui a Trieste, sul nostro golfo bianco, rosso, verde, il saluto della pattuglia acrobatica italiana a nave Vespucci. Una festa dal mare, dal cielo e dalle rive per l'arrivo dell'Amerigo Vespucci a Trieste. Di ritorno in Italia da un tour mondiale durato oltre un anno e mezzo, la più antica unità della Marina Militare Italiana è stata salutata da ben 1333 imbarcazioni in mare per la Barcolana Special Edition, una boat parade per accogliere quella che a ragione è conosciuta come la nave più bella del mondo. Momento clou lo spettacolo di ben 2 sorvoli della pattuglia acrobatica nazionale delle Frecce Tricolori, a sottolineare l'ingresso di nave Vespucci in porto a Trieste. La Bora ha accolto e in parte rallentato le lunghe operazioni di ormeggio del veliero parallelamente alle rive davanti a Piazza Unità. Ad attendere il Vespucci migliaia di persone assiepate sul molo Audace e lungo le rive, circa 12.000 tra triestini, turisti, familiari dell'equipaggio della nave che proprio da Trieste ripartirà per il tour Mediterraneo attraverso 17 tappe lungo le coste italiane con 2 soste all'estero.